della donna quando poi diventa mamma e che perde l'appetito. E non parlo della pancia, lo conferma la bilancia, ma di quello più proibito. Si trova sempre qualche scusa, ti risponde assai nervosa, c'è il bambino che ci sente dalla stanza. Ma tu sai che non è vero perché dorme come un ghiro e si trova a 20 metri di distanza. Ma ci perdi totalmente la speranza. Chissà perché, ma perché quando si mette a letto insieme a te ha sempre mal di testa e non ti riesci mai sì. Chissà perché, ma perché quando si trova a letto insieme a te è sempre un po' depressa e non ti spiego perché. Chissà perché, ma perché quando si infila a letto insieme a te ti gira sempre il culo e si addormisce così. Viene il sospetto dell'amante sotto il letto e le fai un'improvvisata. Entri senza salutare e cominci a controllare, ma fascisti una cazzata. La trovi ancora in pigiama coi capelli da befana e la pezza per pulire la vetrata. Tu per farti perdonare le regali tanti fiori e le dici che vuoi farti una scopata. Ti ritrovi con la scopa sulla strada. Chissà perché, ma perché quando si mette a letto insieme a te ha sempre mal di pancia e non ti riesci mai sì. Chissà perché, ma perché quando si trova a letto insieme a te è sempre un po' nervosa e non ti spiego perché. Chissà perché, ma perché quando si infila a letto insieme a te si tira le coperte e si addormisce così. Na 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 na. Chissà perché, ma perché quando si mette a letto insieme a te ha sempre mal di testa e non ti riesci mai sì. Chissà perché, ma perché quando si trova a letto insieme a te è sempre un po' depressa e non ti spiego perché. Chissà perché, ma perché quando si infila a letto insieme a te ti gira sempre il culo e si addormisce così. Chissà perché, ma perché quando si mette a letto insieme a te ha sempre mal di pancia e non ti riesci mai sì. Chissà perché, ma perché quando si trova a letto insieme a te è sempre un po' nervosa e non ti spiego perché. Chissà perché, ma perché quando si infila a letto insieme a te si tira le coperte e si addormisce così. Chissà perché